Il reparto è un reparto dedicato ed è un reparto voluto come un reparto dedicato per la neuropsichiatria infantile, in particolare per i ricoveri di utenti adolescenti in scompenso, quindi in crisi di agitazione per gravi disturbi comportamentali o comunque all'esordio di patologia psichiatrica. Allora, il reparto nasce all'interno di un ospedale e fa parte di una rete ospedaliera ma anche territoriale e collabora con ovviamente gli altri reparti, il reparto di pediatria, che è un reparto che per anche età ci precede, e il reparto della psichiatria che per età poi ci viene incontro al compimento dei 18 in cui c'è il passaggio. È un reparto fortemente voluto dalla direzione strategica, in quanto in questo momento gli utenti che ricovereremo qui dentro sono ricoverati in pediatria o in appoggio in psichiatria, e questo non è una soluzione ottimale. Anzi, è una soluzione che è stata temporanea finché appunto non sono nati questi reparti da delibera del 2012, che sono proprio delle unità di degenza età evolutiva. L'età evolutiva per definizione è dagli 8-10 anni ai 18 anni. E perché non erano ricoveri adatti in pediatria? Per ovvie ragioni, perché generalmente in pediatria si ricoverano anche primissimi infanzi, poi c'è la patologia neonatale, ci sono altre tipologie di natura organica ma di altro tipo, mentre per quanto riguarda la salute mentale, proprio anche per come è stato preparato questo reparto in termini anche di sicurezza ambientale e di un'equipe dedicata formata, è il posto che è più idoneo per questa tipologia di pazienti. Il disagio mentale infantile è in aumento o è maggiormente diagnosticato rispetto ai tempi passati? Io direi che la risposta è multifattoriale, quindi cioè sicuramente c'è una maggior possibilità di fare una diagnosi più tempestiva, una diagnosi anche più specifica e una diagnosi più celere rispetto a un passato. Quindi secondo quelli che sono gli studi clinici, gli esordi di patologia psichiatrica avviene in età adolescenziale. Generalmente i primi segni prodromi sono intorno ai 12-13 anni, quando appunto c'è tutto quello che è la trasformazione dell'adolescente. Però se non abbiamo un'equipe dedicate e soprattutto se non ci sono servizi di questo tipo, alcuni segni possono in qualche modo essere non riconosciuti tempestivamente e quindi poi portare a uno scompenso maggiore in termini con età maggiori. Quindi direi che la risposta è sicuramente c'è un aumento, che è un aumento anche rispetto alle condizioni della società in atto. Sicuramente c'è una sfida a livello mondiale della sanità mentale, ma credo che ci sia anche un'intercettazione precoce maggiore. Questi 6 posti sono sufficienti per il territorio, visto che si parla di trattamento acuto? Sì, io direi che è una buona risposta, nel senso che poi essendo trattamento in acuto noi la nostra mission è quella di ricoverare e poi di avere una grossa rete con il territorio in modo da fare delle dimissioni protette, ma anche delle dimissioni, nei tempi corretti, senza, aumentare il tempo di ricovero. Ricordiamo sempre che anche i miei colleghi, anche i colleghi pediatri dicono che un giorno rimasto in degenza equivale a 20 giorni persi di vita. Quindi su questo dobbiamo tutti un pochino metterci, una mano sulla coscienza e dire: facciamo un ricovero se è necessario e ricoveriamo per il tempo sufficiente, e poi dobbiamo trovare dei dispositivi, ma anche creare un'alleanza maggiore con la famiglia. Prima si parlava tanto della parte sociale, sono perfettamente d'accordo con i sindaci, cioè nel momento in cui c'è questo dispositivo noi andremo a curare l'adolescente, ma ci prenderemo cura anche di quello che è il contesto dove l'adolescente vive, ma anche del sistema famiglia. Tante cose sono visibili quando uno appunto arriva
nel senso che c'è stata una scelta nelle luci, nei colori, nelle strutture, nella parte del mobilio, e poi c'è una scelta anche, come dire, rispondente a dei criteri di autorizzazione regionale, che hanno voluto anche degli spazi dedicati. Quindi oltre alle stanze degenza abbiamo una stanza attività motoria, un salone che è il salone dove gli utenti possono mangiare in compagnia degli operatori, un soggiorno, una tisaneria che è una cucina per gli operatori che può diventare poi, con tutte delle procedure di sicurezza, anche un posto dove gli adolescenti possono stare, poi come vedete degli spazi dedicati, compresi anche degli spazi, per esempio anche la questione del terrazzo potrebbe essere ovviamente un terrazzo poi protetto in sicurezza, un momento anche, come dire, di uscita. La famiglia è importantissima e secondo me è importante che l'equipe, compreso il medico, capisca il contesto da dove arriva l'adolescente, che è un contesto familiare che potrebbe avere tantissime potenzialità ma anche tante criticità. Noi sappiamo che poi col Covid c'è stato anche tutta una, come dire, una crisi a livello di più sistemi economico, sociale, mi viene da dire anche comportamentale, di codice, eccetera. Anche rispetto a delle regole intese comunitarie. Allora, su questo l'equipe ha degli specialisti che oltre ai medici, infermieri ed OS abbiamo lo psicologo, l'assistente sociale, dei tecnici di riabilitazione psichiatrica, l'educatore, e poi faremo vari, come dire, audit con chi è intorno. Penso anche per esempio all'attivazione di una possibile DAD, quindi un'attivazione di una scuola in ospedale, l'attivazione anche e un passaggio con il territorio per poter garantire al sistema famiglia una rete che magari è mancata per tanti motivi. Quindi anche come neuropsichiatri infantili spesse volte noi facciamo un lavoro in diretto con l'adolescente, ma ci prendiamo carico anche di colloqui seriati anche con il sistema famiglia, che non vuol dire solo mamma e papà, mi sento di dire vuol dire anche mamma, papà, fratelli, e sicuramente in questo contesto in cui anche la famiglia è in crisi, provare ad allargare lo sguardo alle famiglie ricomposte o comunque alle tipologie di famiglie che sono sicuramente delle famiglie, come dire, diverse da come ci aspettavamo fino a pochi anni fa. C'è un piano specifico della Regione Veneto proprio per incentivare i posti di neuropsichiatria infantile, Dolo ne è un esempio. Sì, è una programmazione prevista nelle schede 2019, fortemente voluta dalla Regione, dal mio assessorato, consapevoli, insomma, eravamo pre-Covid, quindi sappiamo che poi il problema è esploso con il Covid, con il disagio giovanile, consapevoli che oggi bisogna investire nelle neuropsichiatrie infantile, in avere delle situazioni logistiche per problemi di questo tipo, perché poi sappiamo quanto duro sia anche il passaggio tra la parte pediatrica e la parte adulta. Avevamo previsto nuovi 34 posti negli hub di tutta la regione Veneto, questi sono i 6 posti per quanto riguarda l'USL Serenissima, abbiamo già aperto quelli di Verona in azienda ospedaliera, quelli di Vicenza, San Bortolo, e sono già di fatto aperti ma devono essere trasferiti nei nuovi locali, sia quelli a Padova nella nuova pediatria e a Treviso nel nuovo ospedale Cafoncello. La salute mentale, lei diceva, è una sfida non solo per il Veneto ma per tutti i sistemi sanitari. Salute mentale a partire dai piccoli ma anche poi per i grandi, però c'è una sorta di attenzione legata ai fenomeni che riguardano i più piccoli. Non lo dico io, lo dice l'OMS, che una sfida di sanità pubblica è proprio quella legata alla salute mentale, che oggi coinvolge tutti, quindi bambini, minori, adulti, tutto il problema psichiatrico, il problema anche degli anziani, vediamo spesso anche delle situazioni di disagio che poi sfociano in situazioni di femminicidi, di morti di un certo tipo, di coniugi che si suicidano, insomma, quindi tante questioni legate. Sui minori chiaramente abbiamo visto un'esplosione e abbiamo visto soprattutto un forte abbassamento dell'età, sempre più in età precoce, 8, 9, 10 anni, bambini e bambine che si ammalano di disturbi
dell'alimentazione, di autolesionismo, di situazioni di isolamento totale e quindi che hanno bisogno di essere presi in carico, di essere accompagnati, di avere anche strutture come queste che siano fatte a dimensione loro e che gli permettano di uscire da questo tunnel e di accompagnare anche la famiglia. C'è poi il problema però anche nel caso della neuropsichiatria infantile, nel caso della psichiatria, del reperimento degli specialisti. Sì, è un problema come quello del personale a 360 gradi. Noi stiamo soffrendo anche in questo settore, quindi sia per quanto riguarda i neuropsichiatri infantili, sia per quanto riguarda i psichiatri per l'età adulta, perché effettivamente oggi non riusciamo a trovarne, facciamo i concorsi ma molte volte non riusciamo a riempire i posti che mettiamo a concorso. Oggi con la possibilità di assumere gli specializzandi, Dechetro Calabria, insomma sappiamo che qualcosa è un po' migliorato, stiamo investendo e stiamo investendo anche nel cercando di creare quelle equip multidisciplinari, quindi utilizzando anche altre figure professionali all'interno dei contesti di protezione, contesti di presa in carico, penso a quelli che possono essere delle professioni sanitarie formate, penso a quelli che possono essere psicologi, insomma altre figure, proprio in ottica anche multidisciplinare e oggi di utilizzare tutte le risorse che riusciamo a reclutare. 34 posti in Veneto bastano? Ma oggi è una programmazione buona rispetto a quelle che prima non avevamo. È chiaro che accanto a questo c'è tutta, perché questi sono posti ospedalieri, quindi per le acuzie, per il momento di gravità in cui il minore deve essere stabilizzato, poi chiaramente il minore deve fare il proprio percorso all'interno invece di strutture territoriali dedicate dove abbiamo una rete, pensiamo alle CTRP per quanto riguarda i minori, pensiamo alle comunità alloggio, pensiamo alle comunità educative, insomma, quindi questo è il momento dell'acuzia, il momento insomma del grande impatto, il momento in cui sicuramente il minore e la famiglia deve essere stabilizzato, deve iniziare un percorso che poi deve trovare in quell'integrazione col territorio altre strutture, altre dimensioni, ma anche altre equip che le possono seguire anche a domicilio. Diciamo un'attesa di 3 anni, perché quando sono arrivato in questo territorio una delle sfide più grosse era quella di dare corso alla programmazione regionale su questo ambito. 6 posti letto per la neuropsichiatria, a mio avviso, erano una grande sfida e questo sogno, perché lo posso definire anche così, a un certo punto si è finalmente realizzato. Abbiamo avuto tantissime difficoltà, non da ultimo reperire il personale, perché è un ambiente molto particolare e occorrono dei professionisti veramente motivati e direi la fortuna di trovare un'equipe giovane e motivata, direi, ha dato la svolta al progetto. Questa struttura entrerà nel pieno delle sue attività da lunedì prossimo. Si diceva che il rapportarsi con la salute mentale è un po' la sfida del mondo sanitario. In provincia di Venezia, nel territorio dell'Ulster Tre Serenissima, qual è la situazione? La situazione è una situazione abbastanza confortante. Noi penso stiamo onorando la memoria di Basaglia che quest'anno ricorre il centenario della nascita e i nostri servizi sono servizi direi all'altezza dei problemi di questo territorio e questa realtà di oggi è la ciliegina sulla torta. Lei sottolineava la difficoltà a riparire personale formato, perché non è in tutti i ruoli è del personale che deve fare un percorso molto particolare. Noi abbiamo vissuto in questo periodo proprio la crisi della mancanza dei medici e il Covid è stato la cartina di tornasole di questo grande problema. E direi tra le tante branche della medicina che ci hanno creato problemi anche la neuropsichiatria è uno di quelli e la psichiatria sono una di quelle che veramente fanno la differenza, sia da un punto di vista assistenziale ma soprattutto per andare a reperire i professionisti, cioè c'è un bisogno importante, crescente e si fa sempre più fatica a trovare dei professionisti all'altezza. Quali sono i prossimi passi in questo ambito dell'Ulster Tre Serenissima? Direi che consolidare le posizioni innanzitutto
continuare in quello che è la risposta ai bisogni dei cittadini. Recentemente il tempo vola, l'anno scorso più o meno in questo periodo abbiamo parlato insieme di disturbi del comportamento alimentare, adesso ragioniamo su problemi di disagio diciamo pediatrico e vediamo di consolidare questi aspetti perché sono progetti nuovi che si stanno consolidando e direi soprattutto rafforzare la rete sui servizi, quindi tra la pediatria e questo servizio e direi la medicina del territorio con la psichiatria e i problemi che quotidianamente prova ad affrontare. I giovani direi che devono essere l'attenzione di una società che vuole crescere. Noi stiamo potenziando questo servizio, abbiamo attenzione sui problemi della droga che continuiamo a monitorare e su tutti i progetti che il territorio, la comunità veneziana in termini di area metropolitana porta avanti, noi siamo al fianco e su questo lavoro direi portare avanti quell'esperienza che nel tempo abbiamo strutturato.